buonasera. Possiamo accomodarci così iniziamo? Allora, grazie a tutti, grazie di essere venuti nuovamente a questo ulteriore appuntamento della rassegna. Oggi abbiamo il piacere e l'onore di avere Hélène Binet, una fotografa di architettura di fama internazionale, diciamo, che verrà presentata da una giornalista altrettanto famosa, Elena Giordano. Ovviamente la rassegna, come vedete, ha sempre temi e materie nuove. Speriamo di interessare e di essere interessanti, e a questo proposito approfittiamo della presenza della professoressa Laura Cannilla, che invito ad avvicinarsi, per veicolare un altro evento, perché, come dicevo, questa nostra associazione ha la finalità di sviluppare attività culturali, ma anche di favorire e di linkarsi con altre attività culturali che sono sul territorio. La professoressa Laura Cannilla ci presenterà un evento che è organizzato da lei, dal Liceo Classico, e una rassegna sugli studi Spilei, e quindi le passo la parola, così magari ci dice più cose, più di quanto ne sapevo io. Grazie. Devo ringraziare la tempestività del Presidente, che non appena mi ha visto stasera insieme a Emanuele mi hanno invitato a dire due parole. In effetti non ero qui per questo motivo, ero qui chiaramente per conoscere Hélène Binet e per partecipare agli incontri qui ormai da qualche settimana di prammatico per i nostri sabati pomeriggio. Però sono molto contenta di poter usufruire di questo piccolo spazio, perché abbiamo al Liceo Classico una iniziativa d'eccezione, un piccolissimo strazzo di internazionalità nella quotidianità del nostro lavoro di insegnanti, perché ospitiamo il 7 pomeriggio, lunedì, la presentazione di un libro su Eschilo a Gela, un volume scritto da un insegnante che collabora con il Dickinson College di Carlisle in Pennsylvania, che insegna anche a Modena, e che ha scritto questo volume integrando le evidenze archeologiche e le evidenze letterarie su che cosa può essere successo e sul motivo per cui Eschilo è stato qui a Gela ed è morto qui nella nostra città. Questo volume lo presentiamo a Gela con la presenza della dottoressa Bambini, della professoressa Giuseppina Bassaronzelli, ordinario di letteratura greca a Catania, e speriamo possa essere un'occasione per riflettere sulla nostra passata grandezza e speriamo futura. Poi da martedì mattina abbiamo per 3 giorni una rassegna di studi Eschilei. Ci sono una trentina di studiosi di livello internazionale e nazionale che si riuniranno nella nostra scuola perché stanno preparando l'edizione critica delle opere di Eschilo con il patrocinio dell'Accademia dei Lincei. Anche questi grandissimi nomi della filologia classica internazionale vivono della sensibilità anche delle scuole. Noi siamo molto orgogliosi come liceo classico di poterli ospitare e di poter nel nostro piccolo dare il contributo a chi lavora per l'amore dell'antichità e soprattutto per ciò che ci può insegnare di molto importante. Grazie ancora alla organizzazione. Ringraziamo Laura, grazie per l'intervento, e adesso mi resta da passare la parola alla giornalista Elena Giordano, che invito ad avvicinarsi. Scusate, io sono abbastanza impacciata. Buonasera a tutti. Io innanzitutto sono contentissima di essere qua perché dico sempre a Emanuele Tuccio, l'architetto che mi ha invitato, che è un nucleo intellettuale molto interessante quello che è venuto a nascere qui a Gela. È sempre un piacere essere trascinata nonostante i chilometri da Catania, che sono, con la viabilità che c'è in Sicilia, abbastanza complicata. Io sono qua per presentare, ho l'onore di presentare una delle fotografe più famose del mondo nel campo dell'architettura. Ovviamente ho dovuto studiare, perché per il mestiere che faccio mi sono trovata sempre a
accanto al fotoreporter mai a un artista a tutto tondo che fa esclusivamente foto d'architettura. Mi piaceva anche, scusatemi la divagazione, ricordare oggi, a proposito di fotografia, prima di introdurre la nostra artista, che proprio ieri sera è arrivata la notizia che è morta è stata uccisa in Afghanistan una delle più importanti fotoreporter del mondo, che fece l'autrice della fotosimbolo della strage in Nassiriya. Visto che il tema era questo, mi piaceva ricordarlo perché comunque è una di noi. Per quanto riguarda la nostra ospite,